Vittorio Sgarbi ad Agrigento per presentare il suo nuovo libro Il Novecento dal futurismo al neorealismo. Ieri allo spazio Temenos di via Pirandello e oggi nell'aula magna dell'Accademia Michelangelo. Il professor Sgarbi ha voluto chiarire alcuni punti legati alla scelta della location. In un primo momento si era pensato al Teatro Pirandello, ma non è stato possibile utilizzarlo. Il perché lo spiega lo stesso Sgarbi ai nostri microfoni. Perché ha scelto Agrigento per presentare il suo libro? Lei incanta sempre il pubblico. No, non l'ho scelto, purtroppo non faccio sempre delle scelte, ma questa l'avrei fatta comunque. Il libro è partito con un grande slancio tra televisione e giornali e c'è una programmazione di visite e di presentazioni in cui è entrata Agrigento attraverso i miei amici di Salemi, in particolare l'ufficio stampa Nino Ippolito, amico Gucciardi, e quindi figuriamoci, nonostante che a quello che ho capito potremmo aprire uno scandalo. Pensavo di farlo per il social, ma lo faccio con lei. Sebastiano Lo Monaco, direttore del Teatro dell'Agrigento, mi ha chiesto di fare con lui alcune iniziative per il 2021 su Dante. E questo è, diciamo, l'aspetto professionale o, diciamo, letterario che può unire due persone che si conoscono da tanti anni. Però, diventato direttore del Teatro di Agrigento, ha concordato con il mio produttore, che si chiama Corvino, persona di prestigio, che ha chiuso la mia presentazione, il mio spettacolo su Leonardo a Milano, a Roma, 2 giornate al Teatro di Siracusa. E quindi nel mio programma c'erano 2 tappe per lo spettacolo su Leonardo. Improvvisamente questo è stato annullato. Allora abbiamo pensato che forse non avessero i denari, cosa che può essere, ma la pressione di Lo Monaco era stata tale e così insistente che la cosa sembrava strana. Che per l'incontro sul libro, che è andato benissimo, la chiesa era meravigliosa e non posso che compiacermi della civiltà di Agrigento, il direttore aveva chiesto il teatro e il sindaco, tale Firetto, glielo ha negato. Ora io non so bene chi sia Firetto, insomma, l'ho visto una volta o due, abbiamo anche quando ero assessore fatto alcune cose sulla ricostruzione dei templi, però se fosse vero che lui ha dato ordine a Lo Monaco di cancellare 2 spettacoli vuol dire che allora è guerra aperta e io non considererei uno di fare guerra con me, perché il diniego del teatro per presentare il libro in cui nessuno ha parlato di politica mi sembra abbastanza coincidente con l'annullamento delle 2 date. Per cui se Firetto ha inteso abolire 2 spettacoli di Leonardo e non accogliere questa presentazione del libro a teatro, evidentemente ritiene che le affermazioni che io ho fatto rispetto al pubblico ministero patronaggio siano state delle affermazioni, come dire, di guerra. Io ho semplicemente detto che di fronte a ipotesi di reato un pubblico ministero di Agrigento probabilmente, su questo non posso negare che sono stato influenzato e potrei avere torto dall'avvocato Arnone, probabilmente ci sono una serie di problematiche locali che potevano interessare di più patronaggio di quanto non abbiano interessato e su questo probabilmente si è segnata un'inimicizia. Ora da un lato posso ammettere di essere stato troppo frettoloso nell'accogliere le posizioni di Arnone e quindi precipitoso nel indicare un'ipotesi di, poi il tema era questo, obbligatorietà dell'azione penale. Se è obbligatoria, per Salvini mi sembra non particolarmente obbligatoria, infatti è stato tutto archiviato, o perlomeno c'è la richiesta di archiviazione. Per casi locali evidentemente un magistrato potrebbe avere più attenzione, quindi forse io ho sbagliato nel indicare il difetto o il limite dell'azione di patronaggio, però che questo vuol dire cancellare 2 spettacoli contro la cittadinanza, perché Sgarbi può anche essere un polemista, ma come ieri si è visto è generalmente ascoltato con favore e apprezzato, come lei diceva, per cui mi pare di mettere insieme 2 cose, la non disponibilità del teatro per ieri sera e la cancellazione dei 2 spettacoli su Leonardo, per dire che se Firetto decide di fare una censura di questo genere lo dica chiaramente e non lo faccia mettendo in difficoltà il direttore del teatro e facendo un atto di scortesia verso i cittadini e verso di me. L'Accademia deve essere presente, fanno male le altre accademie che non sono presenti in attività
molto simile. Questa è una delle più piccole accademie d'Italia, siamo a 100 km del resto dall'Africa, qui ad Agrigento, ma le attività nostre sono paragonabili alle più grosse accademie e università di belle arti d'Italia. Nel nostro piccolo stiamo facendo quello che le altre accademie dovrebbero fare. Ci sono stati tanti momenti belli e culturali e ci saranno altri momenti. Non vi anticipo niente, ma sicuramente prossimamente l'Accademia farà delle cose belle per la città.